Beni per 200 milioni di euro sono stati sequestrati alla Mezzia Terme dai carabinieri del NOE e dal comando provinciale di Catanzaro all'imprenditore Salvatore Mazzei, sorvegliato speciale DPS. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro dopo la richiesta del procuratore di Lamezia riguarda quote di società, l'albergo Aerotel Philip e la cava di località San Sidero. Prima prova scritta di italiano per gli studenti delle scuole superiori che aspirano alla maturità. Tra i banchi di scuola per gli esami di Stato anche i giovani calabresi alle prese con 7 tracce tra cui scegliere. Si parla di una poesia di Giuseppe Ungaretti per il saggio breve Amore, odio e passione con brani di Verga, D'Annunzio e Svevo. Tra i documenti proposti agli studenti ci sono 3 dipinti. La scelta dei maturandi anche tra le tracce nell'ambito socio-economico, scientifico e storico. Reperti archeologici e quadri di valore sono stati sequestrati a Cosenza nel corso dell'indagine che nell'aprile scorso aveva portato all'operazione Orchi, in cui 13 persone erano state arrestate per violenze su un disabile. Il materiale è stato trovato nell'abitazione di uno degli indagati, Eugenio De Cicco. I carabinieri hanno interessato i colleghi specialisti del nucleo di tutela del patrimonio culturale. I pubblici ministeri Adriano Del Bene e Salvatore Di Maio hanno chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per padre Fedele Bisceglia, accusato di violenza sessuale nei confronti di una suora. È stata chiesta anche la condanna a 6 anni di reclusione per il segretario del Frate, Antonio Gaudio.